Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Vai al video. Assistere a una sorta di isteria collettiva nei media del Nord. C'è un terrore sacro che il Napoli possa stravolgere i loro piani editoriali ed economici. Inizia così l'editoriale di Umberto Chiariello su Radio CRC. Immaginate una lotta a due tra Inter, Juve e Milan. Per loro sarebbe un mondo perfetto, con ascolti e abbonamenti in crescita. C'è un rompiscatole, uno che rovina tutti i conti. Si chiama De Laurentiis. E ancora, ora leggo che se il Napoli non vince è un fallimento? Non accettate queste partite, sorridete e non reagite male. Stiamo mangiando l'insalata nel loro piatto. Più lo fanno, più gli piace. Usiamo l'atteggiamento giusto. Li spaventiamo. Non cadete nella trappola e non parlate male di Lucca o Lang, non ci faremo gol da soli. Al Napoli è arrivato KDB, il più grande acquisto italiano dopo Ronaldo alla Juve. Portate pazienza, il Napoli sta giocando benissimo. Conte è una garanzia e Manna sta lavorando in modo spaventoso. Lascia un mi piace al video così YouTube ti notificherà i prossimi video del canale. Continua. Mario Fabbroni, giornalista, ha parlato a Radio Napoli Centrale. Il rapporto tra Napoli e Bologna si è un po' incrinato dopo l'incontro di ieri, visto che il Bologna offre 80 milioni per la coppia Ndoye-Beukema. Il Napoli, giustamente, ha fatto un passo indietro significativo. Queste richieste non sono normali. Non capisco il Bologna, perché avrebbe due giocatori in rosa molto interessati ad andare al Napoli. Può darsi che ne arrivi solo uno. Entrambi li vedo difficili. Tra i due cercherei di puntare su Beukema, anche perché la distanza è più breve. Questo mercato è indecifrabile, visto che mancano ancora 2 mesi. Il Napoli, vista la promessa di De Laurentiis a Conte di ritrovare gran parte della rosa al ritiro, è l'unico club che vuole chiudere l'affare. È più facile per il Napoli ingaggiare giocatori da campionati esteri. Anche il Liverpool deve puntare su Nunez. Lang mi piace molto. Con Ndoye avremmo un ottimo gruppo di esterni, considerando David Neres e Politano. Nunez Lukaku sarebbe davvero forte. Osimhen è sempre indecifrabile. Mi viene da dire il cervello alla buccia di una cipolla e poi una cipolla marcia. Non si può capire il suo pensiero. A 40 milioni cambia tutto. Milinkovic-Savic. Anche Provedel lo considererei una buona scelta. Sarebbe una scelta più rilassata per Meret. Non credo che questa competizione sia adatta al ruolo di portiere. Lang è un ottimo acquisto, ha 26 anni, è maturo e fa parte della nazionale. Manna ci aveva già pensato a gennaio per sostituire Kvaratskhelia. Rispetto al georgiano ha caratteristiche diverse, ma entrambi sono destrimani e giocano con il piede opposto, quindi potrebbe essere il sostituto ideale del giocatore andato al Parigi. Saint-Germain. Segna anche gol, fa assist e potrebbe anche essere titolare per Conte. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!